amici bellini, io sono proprio amareggiato, mamma mia, sto proprio giù di corda. Lo facciamo questo video perché per cronaca dobbiamo analizzare, però è veramente difficile, quindi quelli di voi che hanno cliccato siete i miei eroi. Cominciamo. Allora, diamo il benvenuto pure a nuovi iscritti, Chloe, Louise Marshall per esempio, quelli che per bontà vostra vi iscrivete al canale, lasciate pure i like, veramente siete i miei eroi, perché in una situazione del genere verrebbe voglia di staccare tutto e andare a fare altre cose, onestamente, però noi dobbiamo cercare di analizzare almeno quanto di buono si è fatto, dove ci sono ancora delle problematiche e come risolvere queste problematiche, perché se è vero come è vero che in campionato perdiamo terreno e dobbiamo comunque cercare di arrivare in Champions e in qualche modo si dovrà fare, attenzione, c'è la Champions League da onorare, ci sono 2 coppe che si possono fare, non molliamo, signori, lo dico ai tifosi che non mollano, perché se siete qui non state mollando, lo dico ai giocatori, lo dico all'allenatore, lo dico alla società che a gennaio dovrà fare qualche cosa. Vi prego, non molliamo, è un'annata pazzesca, cioè è proprio il contraltare perfetto dell'annata pazzesca dell'anno scorso, cioè tutto pazzesco in bene, questo è tutto pazzesco in male e penso che il nuovo numero è che il Napoli è la peggiore capolista dopo 15 giornate, il gap tra la prima e l'ex capolista è la peggiore in assoluto da quando ci sono i 3 punti, è una roba pesante, l'anno scorso parlavamo del Milan, siamo riusciti a fare evidentemente anche peggio di quello, è veramente veramente dura. Andiamo a vedere un po' di screenshot, facciamo pagelle, facciamo tutte le cose che di solito facciamo perché è importante vedere sul campo le cose. Io ieri, lo sapete, dovevo lavorare, quindi niente live, non ci sarà tempo di respirare perché dobbiamo fare Champions League. Seguitemi, cliccate sulla campanella, non lo so, qualche cosa del genere. Questo è il palo esterno sfiorato, baciato da Politano, che aveva preso un palo molto più secco e pieno contro l'Inter, si allontana un pochino la traiettoria perché era a girare così, quindi questo non va considerato tiro in porta. Io ci tengo moltissimo alla narrazione poi delle partite perché ognuno poi la vede come la vede e siamo d'accordo, ognuno è intitolato alla propria opinione, però io più di benino non riesco a dire, cioè io sto sentendo gente che dice che il Napoli ha dominato, non l'ha vinta la Juve, l'ha persa il Napoli, tutta una serie di cose a giustificare, talmente che ci dobbiamo abituare a un nuovo standard ridimensionato. Io non dico quello che vedevamo l'anno scorso, però quello che abbiamo visto ieri più di benino non mi sento di dire mamma mia, Szczęsny cosa ha fatto, ha preso quella, un tiro in porta e non è nemmeno quello di Di Lorenzo, quindi attenzione, è un tiro di Raspadori velleitario dal limite dell'area nel secondo tempo, perché quello di Di Lorenzo è considerato fuori gioco, quindi nemmeno entra nelle statistiche, lo possiamo considerare. Si sarebbe visto poi magari al VAR, non lo sappiamo, ma niente, attenzione, niente. Qui andiamo a vedere bene, mentre ovviamente dobbiamo analizzare quelli che sono stati l'errore di Kvara, insomma il fatto che segniamo con grandissima difficoltà e anche l'azione di Kvara viene da un lancione di Zielinski che stava onestamente spazzando l'aria in un momento di forcing della Juve e Osimhen se lo inventa lui quella possibilità per Kvara sicuramente. Dobbiamo cominciare a parlare tanto della difesa e dobbiamo parlare anche del nostro capitano, perché sappiamo che in fase difensiva Di Lorenzo un po' di difficoltà ce le ha, le ha sempre avute, però è sempre stato ben coperto da Politano, anche da Lozano, ben coperto da tutta una serie di movimenti che faceva il Napoli di squadra, accorciava Anghissà, viene ad aiutare Lobotka, tutta una serie di cose che in questo momento non stanno venendo. In questo caso esce forte Di Lorenzo su Kostic, vedete, esce però male, Kostic si libera del pallone, fanno questo 1-2 e vengono poi in area dove accadrà l'occasione di Vlahovic. Come vedete poi a questo punto dobbiamo valutare, perché se esce Di Lorenzo ovviamente tutto deve scalare, quindi scala Rachmani
Rachmani scala molto vicino Juan Jesus e si creerà poi l'imbarazzo, perché qua c'è Nathan lasciato un pochino da solo, che però farà una grande cosa di ribattuta su Vlahovic. Quindi attenzione, dobbiamo cominciare a parlare anche di Di Lorenzo, perché Di Lorenzo, sì, avevo letto un commento che mi era arrivato sul canale, dice Di Lorenzo non ha nessuna disciplina, e mi ha fatto riflettere questa cosa, perché era uno dei suoi punti di forza il fatto di stare dentro, il fatto di attaccare con continuità. Però arriva anche il momento in cui probabilmente devi anche tu misurarti la palla tra stanchezza e squadra un pochino sfilacciata. Forse non ci possiamo permettere di attaccare così tanto con tanti uomini e poi non siamo nemmeno decisivi, perché non arriviamo né a tirare né a niente. In questo caso è un'azione difensiva, però in generale cominciamoci a riflettere anche su questo, e non è detto che quello che si è fatto l'anno scorso si può sempre rifare. Come vedete, l'azione si sviluppa e Juan Jesus si è schiacciato praticamente addosso a Rachmani in questa zona. La palla arriva a Vlahovic, ma c'è anche un McKennie assolutamente libero in questa zona, sta cercando di recuperare Kvara, manca l'aiuto dei centrocampisti, Lobotka, Anghissà, Zielinski, che devono venire un pochino. È strano vedere Kvara là, ci devi vedere più Zielinski che deve seguire McKennie, e si trova questa situazione dove Nathan tiene insomma a vista Cambiaso, però capisce che l'azione si sta sviluppando su Vlahovic e farà lui poi il brocco. Grande azione difensiva di Nathan, la dobbiamo segnalare. Posizione, situazione in campo della difesa non ideale. Dopodiché questo intervento di Meret lo dobbiamo segnalare in questo tentativo di rovesciata di McKennie, perché Meret, questa è una delle cose che diciamo sempre a Meret, non esce, non ha coraggio, eccetera eccetera. In questo caso questa è la seconda che fa, la prima la fa con Lautaro e adesso lo fa con McKennie, si mette davanti con coraggio, mani davanti, quindi mano e rovesciata di McKennie, e evita un possibile pericolo tremendo in questa azione della Juve. Qua ci eravamo schiacciati tutti quanti, non la prendi mai, e quindi in questo caso mi dispiace, non ve lo volete sentire, ma in questo caso bene Meret. Poi avrà tutte le altre responsabilità che volete, ma in questo caso bene Meret. Qua io non so cosa dirvi, cioè, 99 volte su 100, forse non è corretto dire 99 volte su 100, forse è più corretto dire 51 volte su 100, perché questo XG risulta sui vari siti 0,51, quindi una su due questo gol si fa, considerando tutta una serie di fattori che noi non sappiamo, scientifici, la posizione del portiere, il modo in cui ci arrivi, la posizione degli altri difensori che stanno recuperando, perché tu non hai la possibilità, la freddezza di scartare il portiere, Scavino, tutta una serie di possibilità. Però Kvara, un giocatore di grandissimo talento che tocca il pallone come vuole, è veramente assurdo non aver fatto questo gol. Ce la prendiamo col più giovane della cucciolata? Sì, anche perché crea lui dei presupposti, sicuramente è un pericolo costante, però qua se fai gol noi parliamo di tutta un'altra partita. Parliamo di una partita dove la Juve si deve un pochino poi scoprire, a quel punto si possono creare altri presupposti, ma con i se e con i ma, ovviamente non si può parlare. Però questa azione grida vendetta. Kvara, dopo un controllo un po' così, forse l'uscita di Szczesny è anche buona, ha molta reattività, ecco qua si può chissà se un altro portiere, però troppo male per essere vero. Io non so, e me lo potete dire voi nei commenti, cosa è più grave, questo gol sbagliato da Kvara, che si sbagliano, se cercate trovate grande chance sbagliata da Ronaldo, grande chance sbagliata, le trovate da parte di tutti i più grandi campioni gli errori. È più grave questo o è più grave Rachmani che continua a non saltare? Tornando indietro trovate una serie di cose altrettanto gravi, però il calcio è la somma di tutti questi dettagli, ed è lì che poi adesso abbiamo dato tempo a Mazzarri, perché Mazzarri non ha avuto il tempo, l'ha detto pure, non ha avuto nemmeno il tempo di allenare certe cose difensive, però adesso basta, nel senso non c'è più tempo. Mazzarri avrà tutto il tempo che vuole, perché De Laurentiis non richiama Garcia e non ne chiama un altro, quindi lui avrà tutto il tempo che vuole, cioè tutta la stagione, il continuo del secondo del girone, tutto il tempo che vuole. Però nel frattempo noi perdiamo punti, perdiamo posizioni in classifica, perdiamo soldi, perdiamo la voglia, noi tifosi, di commentare certe cose, i giocatori perdono quell'entusiasmo che in questo momento non c'è stato. Dove stanno i sorrisi della cura Mazzarri? Non ci sono se non arrivano i risultati, quindi adesso è il momento
che Bazzari ci metta del suo, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Un'altra inquadratura lo meritava, questa situazione qua. Forse lo scavino è una possibilità, ma c'è anche la possibilità, se anticipi un pochino il tiro, di farlo proprio liscio rasoterra. Chissà se Szczęsny l'avrebbe bloccata, non si può sapere, però mamma mia. Questa è la situazione che porta al gol di Gatti. Guardate, ovviamente è un fallo laterale, non è nemmeno un calcio d'angolo, dice tu siamo tutti storti, stiamo sul fallo laterale, si può fare meglio, in questo caso si schiaccia troppo Anghissà su Nathan e quindi si crea tutto questo spazio, vedete che qui Cambiaso e in questo momento, mentre Kvara cerca di accorciare, qui il cross non arriva, ovviamente la palla viene scaricata su Cambiaso e Anghissà deve fare tutti questi metri per cercare di coprire il cross. Nel frattempo si creano gli accoppiamenti qua Meret sul colpo di testa di Gatti è in volo, Di Lorenzo cerca di dare una mano, lascia Chiesa perché si rende conto che la palla non sarebbe arrivata a Chiesa e cerca di dare una mano a Rrahmani resta impiantato qua. Gatti è già in discesa dopo lo stacco di testa e dopo averla colpita. Rrahmani sta ancora cercando di saltare, quindi parte in ritardo Rrahmani rispetto al pallone e non si stacca da terra abbastanza per essere pericoloso, per dare almeno fastidio a Gatti, il colpitore di testa. Ripeto, per quanto riguarda Meret sono palle tagliate difficilissime per il portiere, lo sappiamo. Cioè, esistono portieri che probabilmente con grande coraggio già al momento del cross fanno un passo in avanti e pensano di poterci arrivare, quindi vanno coi pugni alti e sanno di avere un vantaggio rispetto agli attaccanti. Meret non lo fa, non lo penserà mai. Di conseguenza, se Meret non lo fa e tu difensore lo sai, devi essere prontissimo, ancora più pronto, e non si può far saltare all'avversario con tanta tranquillità. La Juve, che comunque qualche regalino ha provato anche a darcelo, no? Nel primo tempo quella cosa di Di Lorenzo che abbiamo visto che era fuori gioco, qua c'è un rinvio sbagliato di Szczęsny, il colpo di testa di Politano, ovviamente è nettissimo il fuorigioco di Osimhen che scavalca anche bene Szczęsny con un colpo di petto orientato e segna, però il fuorigioco è purtroppo netto e questa è una delle pochissime occasioni che alla fine Napoli ha dominato, ma ha dominato il possesso di palla, sì, probabilmente ha dominato i passaggi, ma quanti pericoli abbiamo creato alla Juve effettivi? Questa è una situazione che volevo sottolineare perché non si era capito. Leggendo su Twitter si parlava di ammonizione a Cajuste e quindi Cajuste, che era diffidato, sarebbe stato squalificato, mentre altri tabellini portano il cartellino giallo a Ostigard, che non è nemmeno entrato, ma prende il cartellino giallo per questa protesta col guardaline, e si vede poi benissimo Orsato che dice proprio a voce, dice il giallo è per Ostigard, quindi non è cartellino giallo per Cajuste che però risulta comunque infortunato, ci fanno sapere, e quindi non bene, ma tanto non gioca, perché tanto devono giocare sempre gli stessi, e questa è una di quelle cose che ai titolarissimi di Mazzarri dobbiamo cominciare a chiedere, perché abbiamo stabilito che il Napoli dura un tempo, la preparazione è stata disastrosa, eccetera eccetera. Benissimo, 45esimo ne fai fuori 4 e ne metti 4 freschi, perché ci devi anche dimostrare che i panchinari sono scarsi e che non sono all'altezza dei titolari. 4 freschi e ti mantieni un cambio per l'eventuale, perché non ce la fanno. Scegli 4 che sono più stanchi, che dai dati che tu hai, e cambiali, metti Lindstrom subito, faccelo vedere anche al posto di Kvara, non è lesa maestà, non è che adesso per l'errore di Garcia Kvara poi non può essere sostituito più perché succede un macello. No, si deve fare, deve giocare chi sta più in forma, anche chi ha meno pressione rispetto all'anno scorso. Metti un Cajuste al posto di Anghissà, al posto Lobot, che gioca sempre benino, quindi è difficile Lobot, non dico Demme, ma metti Cajuste al posto di Lindstrom, al posto di Kvara, metti qualcuno, metti Ostigard, comincia a farci vedere anche quelli là che hanno giocato di meno l'anno scorso, che sono meno appagati, che hanno meno la pressione dello scudetto, e facci vedere se questa squadra ha almeno un po' di orgoglio, di freschezza, anche da squadra un po' più piccola, un po' meno talentuosa, però con la voglia di dimostrare ci può far vedere qualcosina. Questo è l'unico tiro in porta del Napoli,
Raspadori, piano piano, parato a terra da Szczesny. Per le statistiche, poi se volete considerare quello di Di Lorenzo è un altro paio di mani, ma questo è l'unico tiro in porta del Napoli, poi lo vedremo con SofaScore. L'immagine di uno che dice che gatta da pelare mi sono venuto a prendere, non funziona niente. Qua stiamo all'inizio della partita dove Mazzarri era anche, poi ci dirà dopo che era soddisfatto, ovviamente. Io ripeto, primo tempo benino, non benissimo. Il fatto che Mazzarri dica noi li abbiamo schiacciati nella loro area di rigore, no. Mazzarri, la Juve sta comoda nella sua area di rigore, la Juve lascia il possesso palla volontariamente e non ti pressa nemmeno. Ci sono delle immagini dove Meret c'ha la palla così tra i piedi, può aspettare, Vlahovic non si muove, Chiesa non si muove, loro mantengono le posizioni, lancio lungo e poi la seconda palla. Quindi non è schiacciare la Juve nella propria area di rigore, è la Juve che è comodissima ad aspettarti, che subiscono pochissimo e che sono pronti a ripartire in velocità, e lo hanno fatto più volte. Sarà sfuggito a qualcuno perché era un mini frame, però l'abbiamo beccato. È tornato a farlo, però non si leva la giacca, non resta in manica di camicia, è quello che si deve ancora vedere, perché è un Mazzarri diverso, quindi un Mazzarri che il giubbotto nel freddo di Torino se lo tiene. Nel frattempo sto leggendo di molti tifosi contenti. Che brutto, ci stai. Molto meglio, l'illusione ottica. Molti tifosi contenti dell'atteggiamento di Victor a fine partita. Dito medio, probabilmente provocato dai tifosi della Juventus. Non riesco ad approfondire questi dati, mi sono concentrato un attimo sulla partita. C'è questo e c'è poi anche questo gesto dove ricorda il 5-1 dell'andata dell'anno scorso. Ovviamente è facile si ritorce contro perché la Juve è prima e il Napoli è quinto, 15 punti di distacco, non so quanti punti di distacco oramai teniamo, insomma le battute si sprecano. Leggo di molti tifosi contenti, finalmente vi piace di nuovo Osimhen, mi fa piacere, vi piace per me per le cose sbagliate, perché questo mi ricorda, al di là della situazione di Totti che dice 4 è a casa, mi ricorda un pochino la frustrazione di Giroud quando indicò lo scudetto, dove però ci stavano battendo, e indicò lo scudetto, dice siamo ancora noi campioni d'Italia in carica, e quindi indichi lo scudetto. Non mi piacque quella cosa lì, perché il Milan stava in grande difficoltà e noi stavamo stravincendo, quindi che fai a fare il gradasso? In questo momento a me dico Osimhen, che fai a fare il gradasso, che siamo assolutamente in una situazione di crisi assoluta. Il passato è il passato, adesso dobbiamo invertire la rotta, cambiare marcia e cominciare a farli 2 o 3 gol, non dico 5 ma almeno 2 dobbiamo cominciare a farli. E tant'è, se voi vedete gli XG di Understat, la Juve 0,66, il Napoli 0,01, quindi la Juve che crea pochissimo, Napoli che crea poco ma leggermente di più. Ovviamente la situazione più pesante, la porta 0,43 Understat, è quella di Kvaratskhelia, e poi ci sono varie situazioni piccoline, vedete, questo è quello di McKennie dove interviene Meret, Vlahovic, eccetera eccetera. Questo per quanto riguarda Understat. Per quanto riguarda SofaScore, gli XG sono leggermente calcolati in maniera leggermente diversa, 1.09 per la Juve e 1.23 per il Napoli, quindi c'è più equilibrio. Ovviamente non c'è equilibrio per il possesso palla, il Napoli sempre in vantaggio. Tiri totali 11 loro, 13 noi, in porta però 1 ed è quello di Raspadori, e adesso ve lo faccio vedere. Falli 12, almeno siamo riusciti a fare 12 falli, questo non è male. E passaggi totali 511, siamo nella norma anche come percentuale di precisione. Come lanci lunghi un po' troppi, però non troppo imprecisi, 61% non è male. Stesso numero di lanci lunghi della Juve. Come cross proprio non ci siamo, comunque abbiamo Osimhen, i cross non ne ho visti proprio arrivare nella zona così, tu dici forse è inutile, anche perché Mazzarri a un certo punto ci dirà in conferenza, dice l'unico modo per segnare a questa squadra era da fuori aria. Non è ottimo se questo è stato il piano gara, perché poi non ho visto tanti tiri da fuori aria a parte Politano, e
se questo era il modo in cui pensavi di far fuori la Juventus, è poca roba. Non hai avuto tempo probabilmente di organizzare qualche altra cosa, ma è poca roba. Come duelli hanno vinto più duelli loro, 12 duelli in più, abbiamo perso parecchie volte la palla, e qua vedete le situazioni. Questo è il gol di Gatti, l'altro tiro in porta loro è di Vlahovic, quindi questo è per quanto riguarda la Juve, dove fa quel doppio passo e poi quel tiro moscio. E per quanto riguarda il Napoli, sì, c'è una situazione di Simeone, questa è la situazione di Kvara 0,51 che vi dicevo, e questo è il tiro in porta, sto io davanti, questo è il tiro in porta di Raspadori, velleitario 0.03, quindi veramente inutile. Dobbiamo fare le pagelle. Per fare le pagelle vediamo anche un pochino le posizioni medie, perché abbiamo sempre questo dubbio: ma Nathan come sta giocando? Ragazzi, come posizione media e come hitmap ci siamo. Nathan sta facendo quello che deve fare, non viene nemmeno tanto premiato da un giro palla che poi lo serve quando si fa vedere. Devo dirvi la verità, Nathan non è l'ultimo dei problemi, perché senza un terzino di ruolo è difficile impostare manovre pericolose, però ci sta mettendo il possibile, onestamente. Vedete Kvara che risulta un po' troppo in questa zona, è più basso di Politano, questo è strano, però mi piace che il Napoli sia abbastanza corto. Sotto questo punto di vista mi piace essere un pochino più compatto. Politano in questa zona, Di Lorenzo la sua solita partita, Rachmani, Juan Jesus, Lobotka qui, c'è un pochino troppo spostato sulla destra, e questo è anche lo ha detto anche Mazzarri, cioè questo fa parte del piano gara. Non avendo tu Mario Rui o un Olivera, hai deciso di attaccare di più sulla destra, e quindi vedete anche Issa qui, Osimhen in questa zona, e anche Zielinski tendeva a fare poi più densità numerica sulla zona destra. Purtroppo non ha portato grandi benefici e grandi soluzioni. Vi faccio sempre più piccoli i giocatori, finché non mi fanno vedere un pochino più la voglia di fare. Allora, i voti è presto detto. Meret 5,5, lo ritengo meno responsabile di altre volte sul gol subito, e voglio anche premiarlo per quell'uscita che fa su McKennie. Il resto, l'altra parata a terra, ne fa un paio di normale amministrazione. Il Napoli non riparte dal basso, quindi non c'è nemmeno bisogno di fare grandi giro palla con grande qualità, si butta il pallone in avanti e poi però si deve aggredire la seconda palla. Un paio di volte il Napoli lo fa, un paio di volte non lo fa. 5,5. Se gioca con Lini non mi offendo sì, però Mazzarri è stato chiarissimo, e quindi l'Ictat societario lo abbiamo capito. Di conseguenza 5,5 per me anche a Di Lorenzo. Abbiamo visto dagli screenshot, comunque si danno l'anima, comunque deve fare il capitano, non è facile. Rachmani 4,5, lo trovo ancora una volta responsabile sul gol preso. Poi la responsabilità se la deve dividere anche con Anghissà, che accorcia lentamente, va bene, però poi l'ultima pezza la doveva mettere lui e non ci siamo. Juan Jesus 5,5, l'abbiamo visto in quell'azione dove si schiaccia un pochino troppo, però la lotta con Vlahovic secondo me nel complessivo la supera, la vince, e Vlahovic non è molto pericoloso. Era uno dei dubbi che avevamo: perché hai fatto giocare Juan Jesus al posto di Ostigard? La verità è che col senno di poi la coppia doveva essere Juan Jesus Ostigard, e se dovessi scegliere adesso dovrebbe essere Juan Jesus Ostigard o Nathan Ostigard, se Nathan mantiene il contatto con i difensori, perché se non mantiene il contatto con l'ala destra è un conto, se non mantiene il contatto con il difensore succede Bellingham. Quindi per il futuro stiamo parlando, si deve un po' sedere Rachmani, questa è una mia voglia. E quindi 5,5 a Nathan, che potrebbe essere anche un 6, però faccio difficoltà a dare la sufficienza quando siamo alla terza sconfitta consecutiva, compresa insomma la Champions. Quindi abbiamo fatto Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus, e adesso bisogna interrompere questo filotto. Mazzarri ha detto: se continuiamo a giocare così possiamo fare dei filotti di vittorie importanti. Gassier diceva: dobbiamo fare un filotto di 3 vittorie consecutive. Abbiamo fatto un filotto di 3 sconfitte consecutive.
Vediamo, io devo vedere molto meglio, devo vedere i portieri che fanno i miracoli, altrimenti non mi sento di dire che il Napoli è dominante e si sta facendo vedere grandi cose. Benino, ci piace di più rispetto a Garcia, va benissimo come vogliamo, però ancora io non vedo assolutamente niente che mi possa portare a entusiasmarmi e a dire ne stiamo uscendo dalla crisi, non vi preoccupate. Quindi è una sfilza di 5,5 anche Anghissà, 5,5 Lobotka, 5,5 Zielinski, questi tre che erano i fautori della grandissima stagione a tutto campo, belli freschi, che dominavano sugli avversari, adesso alcuni fanno il compitino, alcuni fanno momenti buoni, altri momenti sembrano sparire. Veramente siamo il 5 e la mediocrità, 5,5 perché 5,5. Però si deve crescere molto anche qui. Panchinare, fare giocare altra gente che magari metti Gaetano, non vuoi far giocare Demian, comincia a mettere Gaetano, comincia a farmi vedere altra gente, perché veramente diventa difficile. Sono esausti probabilmente mentalmente oltre che fisicamente, non ci siamo. 5,5 Politano, anche lui si arrabatta, prova qualche cross con il destro, il che è apprezzabile, il tiro lo riesce a scoccare ma non vede la porta. 5,5 Politano. Do 6 ad Osimhen, forse è l'unico che ha preso la sufficienza, perché nonostante non sia ancora al 100% della forma, comunque impegna a turno tutti e tre, sia Gatti che Danilo che Bremer. Danilo fa una grande partita su di lui, però alla fine il movimento decisivo l'aveva fatto, testa alta per vedere se Kvara aveva seguito l'azione e l'aveva seguita, passaggio al bacio per Kvara, quindi aveva fatto un assist decisivo per vincere la partita. Do 6 ad Osimhen e a Kvara do 5. Quindi se tutti gli altri 5,5 che si arrabattono il benino, Kvara si deve prendere le sue responsabilità per questa partita, do 5. Poi entreranno Zanoli al posto di Nathan, Elmas al posto di Zielinski, Raspadori al posto di Politano, Simeone al posto di Kvara. Quindi il Napoli chiude con la doppia punta, c'è un Raspadori che insomma un pochino in questa zona, Elmas che può fare anche l'altra situazione, poi entrerà anche Cajuste al posto di Anghissà, scusatemi, al posto di Lobotka, ma non mi sento di dare voti a quelli che sono entrati perché non hanno inciso. Se voi andate a vedere anche gli highlights non succede nulla, di conseguenza è una situazione molto precaria, siamo fragili. Vedo la famosa cura Mazzarri. Ecco, io chiudo così perché mi interessa essere preciso nell'analisi, nel mio giudizio, poi potete essere d'accordo o meno. Quello che le responsabilità della società di De Laurentiis nell'aver sottovalutato tutto il sottovalutabile sono a monte, sono chiare e sono inconfutabili, no? Se tu sai che ti sta mollando, hai detto che Giuntoli era in branda, lo dovevi sostituire in corsa durante lo scudetto, non te lo dovevi nemmeno portare alla festa scudetto dicendo adesso abbiamo aperto il ciclo, vincere. Se poi ci dici che si era messo in branda vuol dire che già lo sapevi che se ne voleva andare e non puoi lavorare con uno che non vuole stare. Quindi questo è il primo. Prendi prima un direttore sportivo e insieme a lui chiedi consigli sull'allenatore e programmi il mercato in base a questo. Primo errore. Secondo errore, Spalletti non vuole fare, benissimo, Garcia, ne abbiamo parlato ampiamente, inutile tornare. Terzo errore, il mercato, c'è questa frase che gira su Twitter del povero Umberto Chiarillo che cercava di... Quando uno cerca di dare giudizi equilibrati, io lo apprezzo perché stai là, aspetti un attimo senza tranciare ed è me. Però purtroppo lui ci ha chiamati ratti per tutta una serie di settimane. I ratti dove sono? Gli fascisti eccetera eccetera, dicendo poi che il mercato era da 8 ed era da 10 se Nathan esplode. E dai, no, io non ricordo che voto, io mi pare di aver dato 5,5 al voto del Napoli e mi sembra un pochino più in linea con quella che è poi l'utilizzo anche dei ragazzi, perché non stiamo giudicando Lindstrom, ma Lindstrom non gioca perché c'è l'equivoco tattico. Non stiamo giudicando Cajuste, ma Cajuste non gioca perché evidentemente non mette in discussione né Lobotka né Anghissà. Nathan nemmeno lo stiamo giudicando, ma non può essere pronto come quello a cui ha rinunciato. Quindi non hai Kim, non hai Lozano e non hai Ndombele e non hai aggiunto niente a una squadra che invece doveva essere rimpinguata per la voglia di fare, per non crogiolarsi sugli allori, su tutto.
lesa maestà. Parlare del mercato non si può fare, mi arrestano. Di conseguenza è nella narrazione giornalistica che avviene il secondo errore della stagione. Prima ADL protettissimo in tutte le sue scelte, perché c'era quella paura, e anche io sono colpevole di tutto questo. Aspettiamo, non giudichiamo ancora, ognuno di noi aveva dei dubbi, però non giudichiamo ancora, perché se ci è andata bene l'anno scorso potrebbe andarci bene anche quest'anno, e conservare i campioni ci è piaciuto, eccetera eccetera. No, col senno di poi nella cronaca dobbiamo sapere che no, non è così. Una volta individuato in Garcia il problema solo è assoluto, perché con l'assunto che questa squadra doveva dare 20 punti di vantaggio a tutti di nuovo, perché eravamo i più forti del mondo, con questo assunto nel momento in cui si toglie Garcia e si mette Mazzarri abbiamo risolto tutto. E ci hanno raccontato Mazzarri, i sorrisi nello spogliatoio, i giocatori impressionati dalla cura Mazzarri, i metodi sono cambiati e già si vede, non si vede un bel cacchio, non si vede niente, e dobbiamo aspettare. E io dico dobbiamo aspettare, non sto già giudicando Mazzarri, ma non posso dire grande Mazzarri, non lo posso dire, e voi che l'avete detto degli addetti ai lavori avete preso per il culo i tifosi dicendo questo, e tutti quanti grande, allora tutto a posto, Mazzarri ha detto che ha studiato, tutto a posto. Questa è la presa per il culo che poi ci fa stare più male, perché vediamo che ci sono sempre i soliti errori, che si parte da cose che non si possono risolvere in poco tempo. Quindi io aspetto, non mi piace la scelta, ma Mazzarri aspetto di dargli un pochino più di tempo per giudicare, e poi dirò sì o no. Ma quello che ci avete detto voi, che Mazzarri sì, basta che al posto di Garcia viene un fantoccio, viene uno qualunque, va benissimo, e il Napoli si risolleva alla grande, siete voi i responsabili della delusione raddoppiata dei tifosi del Napoli. Lo dico, mi prendo tutte le responsabilità di quello che dico, perché avete raccontato una verità che non esisteva, e purtroppo è questo. Purtroppo è questo. Dobbiamo allenare certe situazioni, come uscire sul cross. L'unico modo per fare gol era da fuori area. Adesso il tempo è finito, il tempo dell'attesa. Adesso Mazzarri ci deve dare il suo, altrimenti anche lui rientrerà, come Garcia, come De Laurentiis, come i giocatori, perché Kvaras si devono prendere le loro responsabilità, tutti i giocatori, rientrerà nel giudizio complessivo, perché non si salva nessuno quest'anno. E non esultate se il Napoli perde la qualificazione in Champions. Sto leggendo gente che esulta, DL, stai perdendo la Champions, vabbè, godo perché stai perdendo la Champions. Ad ADL non cambia nulla, mettetevelo bene in testa, non cambia nulla. Se guadagna 10 ne spenderà 2, se guadagna 5 ne spenderà 0. Ad ADL non cambia assolutamente nulla. Il suo obiettivo era abbassare gli ingaggi, ha continuato a farlo, ha vinto lo scudetto, ha continuato ad abbassare. Siamo alle firme. Quali firme? Osimhen quale firma? Zielinski quale firma? Kvaratskhelia quale firma? Lui ha abbassato sempre di più, in modo tale che c'ha una squadra sostenibile anche senza gli introiti della Champions e anche senza gli introiti delle coppe europee. Lui sta a posto, non c'è problema, gli utili li ha fatti e c'ha un bel cuscino per fare così. Quindi non godete se il Napoli non va in Champions, perché non va male lui, andiamo male solo noi, che vediamo sempre meno partite belle e abbiamo stagioni che non sono esaltanti come quella dell'anno scorso. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio. La Lazio ha pareggiato, questo a sottolineare che il campionato è comunque mediocre e il Napoli potrebbe comunque andarci tranquillamente, però vediamo la Roma che fa, perché adesso tocca a loro. Nel frattempo l'Atalanta è in vantaggio. Attenzione!